Tem momentos que ele é amor. Tem outros que é professora. Tem momentos que ele é suporte. Tem outros que é acolhedora. Mas em todos, ele é minha inspiração. Você é um amor que faz tão bem e atravessa gerações. Feliz Dia dos Pais. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. Voglio sapere di più sulla doppia cittadinanza, Offizio Fornari. Diritti per discendenza, passaporto libero, andare d'estate, lavorare, studiare, lavoro militare, salute, previdenza. Brasiliano per naturalità, italiano per diritto, via la doppia cittadinanza. Informazione 54 9 9996 5178. Fornari Cittadinanza de Sarandi, Rio Grande do Sul. Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. Um pai, o pai,
o meu pai, o teu pai. Ser pai. Ser pai é se entregar, é ter alguém para se espelhar. Ser pai é se comprometer, é ter alguém para ensinar. Na entrega, o pai se dedica a ser mais que um simples pai. Abdica das ilusões da vida, pois esta já não é mais o que o satisfaz. O pai projeta uma imagem que o filho espalhará por toda a vida. Será sempre um exemplo, será sempre um bom exemplo do que é certo e nunca será fugaz. Ser pai não se aprende nos livros. Não é teoria, mas sim prática, muita convivência, muita presença na vida e na lembrança, até na morte. É exemplo a se seguir, é experiência. Obrigado, Pai, por ser o exemplo, por ser a imagem, a presença e a viagem. Viagem que fizemos nessa imensa jornada da vida. Quem sabe uma vida longa, proveitosa, na qual fomos companheiros e aventureiros, momentos jamais esquecidos, às vezes desordeiros, mas nunca deixamos de ser filho e pai. Que maravilha, che spettacolo, che bellissimo! Abbiamo ascoltato di Luis Alves un poema, Il pupà. Il pupà non ha mai torto. Il pupà solo ha una idea differente. Edgar Locatelli Marostica, direttamente da Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil, per tutto quanto il mondo. Il filò italiano virtuale, veni dentro, passerento senza domandar permesso. Non ste guardar. Veni rento tutti quanti che si devono vedermi, i nostri spettatori di per tutti quanti i cantoni. Ecco, con i nostri appoggiatori che anche loro seguono altri, ringraziamo la Dilnet, provedor di accesso a internet con tecnologia fibra ottica. Basso Pancote del Stival Baspan, il meglio stival che sta in Brasil. Rede de postos bufonte te senti a casa quando ti arrivi là te puoi descansar. Paludo moda e stilo che te chiama per dargli un bel regalo a tuo pupà. Adesso, nel mese di agosto, è il mese del pupà. Vodka Raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha. E stasera che avevo Gin Rocks, devo fare un drink special. Ecco, per tutti quanti che in casa, che abbiamo anche la Piang Alimentos, la Son Parcan, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Che abbiamo il pupà che è un grande amico, ma che abbiamo anche le nostre bestiolette. Bravecto anche, se un patrocinador, le nostre bestiolette noi può ver problemi con carapati e gnanca con puldi. Ecco, allora, cliniche veterinarie, pet shop e agropecuarie, tratta, previne e controlla per 90 giorni. E mi gusta questo di qua, come esempio, che lui è dottor veterinario, il gadito così, mi che do al mecan, bravecto, e come le rento te un appartamento, e dura anche 6 mesi, Maria Santissima, ma 3 mesi le garantio, 90 giorni, è l'unico per 90 giorni, bravecto, capito il discorso? Abbiamo anche modello Penei, De Bento Gonçalves, frotte di auti, frotte di camioni, macchine pesate, fuori di strada, qualche tipo di Penei, noi rivendichiamo modello Penei De Bento Gonçalves, e Fornari Cidadania. Ossia doppia cittadinanza. Ecco, te può essere brasiliano per naturalità, ma anche italiano per diritto, con una muccia di vantaggi. È solo entrare in contatto del 549 9996 5178 9996 5178. Va bene? Allora noi siamo Drius Commissario. Una buonasera a tutti quanti. Non sti guardare il bacanti reve avanti. Una buonasera, un buon filò a tutti che si casa, al nonno, alla nonna, al zio, quei che ha parecciato da mangiare, quei che si devono parecciarsi, quei che ha il vin. Importante è volersi bene e essere qua perché in cui facciamo un giorno speciale per il giorno del pupà.
vedari quante novità che ne stasera. Bom, solo per farti avere un'idea, stasera qua è la nostra live, il nostro filo italiano virtuale, con la nostra equipe qua. Gavaremo il prete Ezechiel Dal Posso, anche lui qua con altri. Sversiamo con Juvenal Dal Castel, canta, vai! Buonasera! Parona, mi vuoi dirvi una roba? E può ridere ma mi non go mia vergogna. Torniamo in trio e andiamo a vivere in Colonia. Laghe, galline, gatti, ratti, cani, piotti, raspiocche, faroni, bestie, demato, porchi, boi, capri e su, poi potrei gai che cantetta tu. Laghe, vedei che cicciole, tepi, de vacche, narotti, sei che canta su per capoeire, sabbiaci, racciole, poiane, corbi, colombi, saracure, iambu. Resperagni pelosi, lagardi, moschini, che becche, calcagni, stivai lunghi, ai genoci, parle, gira, la che no beccarme su. Parona, mi vuoi dirvi una roba? E può ridere ma mi non go mia vergogna. Torniamo in trio e andiamo a vivere in Colonia. Va che mi pare, mi mare, mi non ho cognata che fa buon da mangiare, non corre pagare, va quei tosetti senza guastare neanche un teston. Loro fa tanta questione che andiamo trovare, sì che portiamo presenti, sì che imprestiamo soldi senza giuro e ricevere in trucco de formaio e pa. Sui 2 o 3 giorni si stufa de no altri scominci a soffiare, no altri me tocca torse la prima che i meta che adriui can. Parona, mi vuoi dirvi una roba? E può ridere ma mi non go mia vergogna. Torniamo in trio e andiamo a vivere in Colonia. Laghe, fontane di acqua fresca, parpaie che sola, rosagliore de notte, mucce de strele, proemo ci apparva bastri, ma sei più svelti che non altri. Can cattivi tocca insegnargli anche a massali il sol che andaghi di bestie, spaventare e spaurarle senza dargli morsegoni. Un giorno domenica in chiesa che era una tosetta piena di vergogna, e con il sesto felice la cosa più bella del mondo. Parona, mi vuoi dirvi una roba? Torniamo in trio e andiamo a vivere in Colonia. Grande Juvenal, Juvenal Dal Castel. Juvenal, se fosse parlare di te, credo che staria qua un bel tocco. Ma me tocca, perché te meriti, perché te sei una grande persona, perché te fai la differenza nel nostro italiano, nella salvaguardia del italiano. Un uomo che scrive, un uomo che pensa, un uomo che parla, un uomo che suona, un uomo che canta. Chissà che mi godo smentegare qualcosa. Presidente della Sudita, mi sono stato per 4 anni, adesso te gatti questa incumbenza, questo lavoro. Mi so che te sei bravo, che sei una persona speciale per il nostro italiano, ti volemo gran ben, vero? Non solo per le tue canzoni,
per le lettere che te catti fuori là in fondo te la casa, mette sta via, vero? Ma la persona buona che te sia, agradabile di stare insieme, scherzona, per la famiglia che te è, per l'esempio che te dà, allora sarebbe qua 100 anni a parlare di te, Juvenal, per la importanza che ti come uomo te è per il nostro italiano. Allora, se nessuno ha detto, gol coraggio di dirlo e diria 100.000 volte, sarà l'importanza che ti è del nostro italiano. E per persona, l'amicizia, sempre disposto, non è su e dote, mantieni un livello sempre buono, ecco, non è come brigare con te, non è come catar di dire. Allora, quando ti arrivi, te fai scherzi, te sei sempre allegro, è buono di stare insieme, va bene? Juvenal dal Castello anche ha guadagnato un titolo di mestre della cultura per il Ministero della Cultura in 2018. Allora Juvenal è mestre della cultura, come anche mi sono mestre della cultura, la Nedì Teresina Locatelli dei Pumirin e il maestro anche Liduino Zanella, ecco, de Cassador, anche lui è mestre della cultura. Allora noi altri quattro avevamo l'onore di parlare di che per via del italiano abbiamo ricevuto del Ministero della Cultura di livello nazionale, qua nel sud del Brasile, il titolo di Mestres da Cultura. Questo è fantastico. Allora, Juvenal, un ringraziamento speciale a te far parte della nostra live stasera, sia anche che ti sia a casa là a Porto Alegre, ti che manda tutto gravato per causa della pandemia, per causa di questo momento che siamo dovuti passare. Ma abbiamo di più tempo che vita per passarsi insieme. Devo ascoltare Juvenal del Castello che fa la sua presentazione. Vai! Buonasera a tutti gli ascoltatori della live Filò Italiano di Marostica. Saluto anche a Marinho, Roger Trevisan e anche il professor Aladir Ferro. Mi sono il presidente della Sodita allora, degli anni 2020 e 2021. Prima era Marostica, me l'ha fraccata adesso, mi ha messo questa carga in schiena, che è una responsabilità grande, ma anche un piacere grande perché è una missione importante per sgrandire e salvaguardare il patrimonio rappresentato per gli italiani e anche per tutta la sua trasversalità, perché l'italiano rappresenta una cultura dove c'è dughi, c'è musica, c'è ballo, c'è intrattenimento, c'è poesia, c'è letteratura, c'è culinaria, e c'è il quotidiano dei nostri coloni, perché i coloni lavorano parlando in italiano. Grazie a Dio ancora e andiamo avanti, andando avanti, cercando di passare avanti ai CEI questo patrimonio, perché non si smarrisse, mi è vero? Questo. E allora abbiamo il dovere di rincuorarlo e salvaguardarlo, perché i nostri nonni lo hanno portato fin qua, senza radio, senza internet, senza televisione, senza niente. Se loro gli ha fatto, gli ha riuscito a portarlo fin qua intero, noi abbiamo ancora di più responsabilità di menarlo avanti, perché abbiamo tutti questi mezzi di informazione e ricorsi per menarlo avanti. Loro non hanno da neanche una gravazione. Bel sarebbe se la avesse da stare. E allora così mi sono venuto qua per parlare un po' di cultura, della Sodita, ma anche di mostrare un po' di quel che mi fa. Soprattutto del libro che ho scritto, Grigial, delle poesie che mi fa anche musica, canzone. Mi ho 16 canzoni fatte, la maggioranza tutte mie, ma che ne è qualche una di Darsilio Usato, che è di Onorio Tonial, di Ari Vidal, che era poesie che noi le avevamo mettesti in garupa della musica, perché vaga più distante, mia vera. E allora le sente le piattaforme digitali. Legge un album digitale in altissima risoluzione, come se fosse un CD. Allora le so che scriverla in Google o in Spotify o Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, so scrivere Juvenal dal Castello, Sorgente Brasiliana, viene fuori le 16 canzoni e ascoltarle lì, sarà un onore per noi altri sapere che altri ascoltano le nostre musiche. E allora qua mi sono dovuto farne 2 o 3 acustiche, mia vera. Con i miei suonatori insieme, perché c'è tutti sconti a casa sua, e anche perché per riunirli bisogneria pagarli, c'è tutti suonatori professionali,
non abbiamo il potere. Chissà, forse un dì con qualche progetto si potrebbe riunirli tutti per fare un qualche presentazione. Auguro a tutti un buon programma, una buona live e andiamo avanti con la cultura, perché noi abbiamo una ricchezza, un patrimonio che non sapevamo neanche di averlo. Un struccone a tutti. Grazie, grazie Juvenal, che bravo, che bravo. Non è ora, non è distanza, non è posto che lui non sia darente e disposto a aiutare. Quando si dice lingua, quando si dice italiano. Mi è vera che sei così? Ma mi vuoi chiamare de gente qua a aiutarmi a fare il filotto? Usi! Oh! Trevisan, sito dove? Ah, oh, aspetta, devo arrivare, aspetta, con permesso. Buonasera, come Buonasera. va? Ben? Pulito Ben, e ben, ti? come hai detto passare settimana? Ah, amico, passa bene, mi sto sempre bene. Ma è do caldetto che settimana Sì, qua? ciao. Oh, Oh, la nostra città, che è la città più fredda qua da Serra Gauscia, Eh. sta settimana qua un caldo, che i persegari che butta fuori a 400.000 fiori. Voi vedemi, fin Come settembre cambia che viene fuori. Ecco. Te che va parlare bene. prima del giorno del pare, che è domenica. Mi ho fin commosso con il poema, il sì, primo poema. bello, vero? Bel poema. Ti ghetto tu va vivo? Sì, se è vivo. Zeneggio Trevisan, mi pare, devo accompagnare, devo assistere. Vuoi dire così che mi ringrazio tutti i dì Opa. per essere il suo fiol e prego tanto al Signore che dà tanti anni ancora insieme con altri, perché il pupà è il sataron della famiglia, è quel che tira avanti. Ti ringrazio tanto, capito? Ecco, continuare così. Zenesio, strucconasso, fa pulito, ecco. È buon Belle- cosita, vero? Come sì. che le devi andare, va bene. Non adianta parlare tante parole, Sì. quando te parli col corazon, col cuore qua, 2-3 parole basta, basta. capito? E allora mi credo che sono una persona, e Marigno e Maestro Ferro, che siamo i tre che abbiamo perso il pupà. Allora noi altri siamo le persone che abbiamo da dirvi che intanto che il pupà è vivo, sti insieme, o chiede quelle parole, di rispettarlo, di volergli bene, perché dopo che muore non adianta più. E allora ho perso mio pupà, adesso il giorno 2, le sta a Sabo. Le sta 4 anni che mi ho perso mio pupà con Sander dopo che l'è andato. Allora bisogna approfittare finché l'è vivo. Mi credo che queste parole vi vai ben avanti che il pupà ancora vivo. Provite. Mica ancora mia mamma sana. È sempre stata malata, ma a mia mamma ha una malattia psicologica. L'amore con 100 anni, mi credo, vero mamma? Che se Dio guardame, allora a mamma, finché è lì, di struccarla su, di guardarla, di chiamarla qua a casa, di stare insieme, di volergli bene, approfittare il tempo col pupà e con la mamma. Va bene? Cosita. Ecco, bisogna sempre ricordare persone che si a casa devono assistere, devono accompagnare il nostro filò, che noi facciamo questo filò qua, che le può portare avanti il italiano, portare avanti la cultura, capito? Ecco, allora giuteme insieme con altri, compartigliare, curtir la nostra live, tutti i martedì sera a partire dalle 8, capito? Allora compartigliare, vera? Posso parlare una cosa? Sì. Se tu tens uma idade de 10, 12, 15, 18, 20 anos e é jovem e tem o pai ou os avós de uma idade avançada que tem pouca intimidade com a tecnologia, dê para eles de presente assistir essa live. Nós não estamos fazendo a live em italiano ou italiano porque nós só sabemos falar italiano. Não, nós fazemos por gosto, por querer, por defender uma língua, por tê-la no coração, nas veias. E é uma responsabilidade nossa de levar adiante o nosso italiano, ok? Eu tenho certeza que quem é descendente do italiano gosta muito do que nós fazemos. Tanto que está aí o nosso resultado. Quantas pessoas estão nos acompanhando agora nesse momento? 850 pessoas. 850 telefonini, conexões de 850, então são mais. São famílias. São famílias ligadas. 850 famílias, capito? Devo guardare, devo accompagnare il nostro filò, che fa parte anche della vostra famiglia. Il filò ha fatto parte di tutte le famiglie. E o nosso sucesso é de vocês. Nós dependemos da audiência, dos espectadores, das pessoas que estão nos assistindo. Seja no celular, seja no computador, ou seja na televisão. Ok? Proverbo. Giusto, cosita? Ascolta, 114 anni in Drio, come fosse in coi.
Quanti? 114 sì. anni in Drio. Che n'era lo che? Ha dato il naufragio, quando si sfonda il Sirio. Ai 4 di agosto. 4 di agosto. Ai 5 di sera. 5 di sera. Il Sirio partiva. Il Sirio partiva da Genova. Del porto da Genova. Sì, ciao. Ecco. E allora Ghetto che de dirmi E allora? che giorno era coi? 4 di agosto. 4 di agosto. È 4 di facile, agosto. è facile parlare adesso, vero? Ma mettevete il posto di quella gente che iassava la tutto, famiglia, papà e mamma, e andava via in cerca della cucagna di una vita nuova. È il Sirius è una storia vera, Una Trevisano. storia vera, sì. Del giorno 4 di agosto del 1906, la nave italiana Sirio, chiamata Sirio, in viaggio da Genova al Brasile, portea 1700 passeggeri. Quanti? 1700, principalmente i veneti e anche i trentini. De P. Veneti, vero? De più veneti che altri. Che n'era Trentino Alto Adige, ecco, che n'era Friuli Venezia Giulia, ecco, che n'era della Lombardia, ma de P era Veneti. Veneti. Se sta uno degli ultimi che si saisti della immigrazione, che si sta nel 1906. Questo è uno degli ultimi navi che si vengono qua. 1700 passeggeri e principalmente veneti e anche i trentini. E si è sfondato da sanno di più di 300 morti e di più di 200 che ha piccato il corpo. Maria Santa. Che n'era 700 immigranti italiani, dei 1700-700 erano immigranti che venivano qua dal Brasile. Una tragedia. Una tragedia, ecco. Una tragedia. Il comandante del Sirio, io ho fatto come prigioniero in Cartagena, che si è stata a costa da Ma Spagna. gli ha dato colpa a lui perché? Sì, perché lui ha fatto l'incidente perché voleva guadagnare più soldi. E andate a costa per ciappare più gente, veniva i migranti, i clandestini, i migranti clandestini, e i pagava per lui soldi per andare subito alla nave per venire in Brasile, venire in Argentina. Capio? I chiamea di agenziatori. Gli agenziatori. Ecco, che quei che cattava di più gente per venire qua e guadagnava skei insieme delle La persone. capacità del navio era di 1300, era bel che 1700. Maria Fora Santa. quei che laurea, i tripulanti, come si Sì, dice, né? ecco. Fora quei che laurea. E allora, il si è approssimato tanto della costa, il ga battesto te un sasso, te un scoglio, e il si è sfondato. Questa è la vera storia del Sirio. Che ne ha suonata de fondo. O Sirio, vero? E dopo che ha fatto a sonada. Sì. Ascolta. Da che aria? La misera squadra Per molta gente. La misera fine. Per tanta gente il fin della vita. Fin della vita. È morti. E voglio dirvi una cosa. Una frase di questa musica che dice così: padri e madri baciavano i figli, poi sparivano tra le onde del mar. Padri e madri baciavano i figli che sparivano tra le onde del mar. Te sai che forza che ha quella frase qua? Sì, perché quei fazzoletti bianchi gli diceva mia ciao, gli diceva addio. Addio. Addio padri, addio cese, addio scuole, addio famiglia, addio fadei, addio papà e mamma. E allora, ecco, ascolta bene. Pensa quanta tristezza te quel momento stringere il cuore che veniva piccinino così. Perché pensati a sar la tua famiglia, o ti essere un pare e vedere i tuoi figli andare via perché là non era più cosa da fare, non era lavoro, non era da mangiare, non era le guerre, tutto era finito, non era neanche legna per far fuoco e bruciava le buasse delle vacche. È una storia che se staria qua. E darti un viaggio di 30 pochi giorni. Insicuro. Senza aver cosa che andava a succedere, come qua è successo l'incidente. E allora, se te che il tuo pare lì da rente, guardami bene, se te che il tuo pare lì da rente a tua famiglia, levanta su adesso e dai un struconasso a tuo pare. Ma un struconasso, perché domenica è il giorno del pupà. E allora ora qua, struccalo bene, capio? Se tu è lì da rente. E ringrazialo per la vita, per tutto quel che ti ha fatto fino adesso.
Capito? E non solo lui, anche tutta la tua famiglia. Tua madre, il nonno, la nonna, chi sei là, che va a passare anche a loro, Capito? E noi siamo in un momento sensibile, un momento triste. Drio passare adesso con questa pandemia, con questo mestieramento. Ecco, e allora abbiamo anche una promozione, vero? Sì. Non altri qua. Vatti che sia a casa, che se una promozione. E il pupà più vecchio che se Dio assistere no altri o che vuole fare un regalo. Dopo vediamo se gli mandiamo un paro di stivai, qualcosa, ma un regalo che diamo. È il pupà che ha dei più fioi. Più fioi? E il pupà più vecchio. Più vecchio. Nonno, bisnonno, Due, se due loro, un. Tataranonno sa che ne è. No, ma bisnonno? Può essere. Sì. Che sia uomo, che sia pupà. Allora 2 regali gli diamo. Puoi cominciare Per a l'uomo scrivere. il più vecchio, il pupà più vecchio. Allora se vai a scrivere là, il nonno che ha 98 anni, dopo te ha ora del regalo, tocca comprovare, mandare una stampa della identità, qualcosa così. E se il nonno il ga 10 fioi, 9 fioi, gabio 15 fioi, dopo anche tocca mandare i nomi e tutto quanto, registrare pulito. Bisogna scriverli a live. Dei bei regali ai pupà. Allora il più vecchio e anche il più fioi. Che ha dei più fioi. Ecco. Allora tocca scriverli a live lì sotto, ne va a commentare. Te commenti lì, pupà, nome tal, d'età tal, tanti fioi. Allora così tanti qua apparecemo. Tony le più vecchio. Ecco, Tony più vecchio. Sì. Nani ha dei più anni. E Nina è una sesta prima. Chi che sei più vecchio? Tony è il più vecchio. Sì. Nani ha dei più anni. Allora, Nina è una sesta prima. Allora se sta la Nina. Vai a vedere la polenta. Ma vai a studiare, E vai a studiare. Sì. Ciapa. No, mi credo che la risposta qua l'unico che sa è Maestro Ferro. Sarà che sa? Lui Quello mia cosa va a pesquisare da internet. No, Sergino, no. Sergino, pesquisa da Google. Manda qua Mario, Reto Tides. Cogo, il nostro gourmet. Mario! Buonasera Marostica, sono qua col cuore grosso, sarò di ascoltarvi, va di parlare di pupà. Parlare che del Mario, mio? ti te che te sì grandon così, te che ha un corazzonetto piccinino così da? No, vedi che lei è un po' più grossa. Parlare che del mio pupà? Ti emozioni facili, vero? Sì, mio pupà se fosse vivo in coi. Faria quanti anni? 104 anni, 104 il 17 di agosto. 104 Sarà che Gigio anni. le dico, vede meno avanti. Cuidado sì che le devo assistere. Mio pupà era una persona fantastica, non perché l'è morto, no perché, ma era una persona buona, che tu capisci? E lui che ne era sono fin commosso dentro delle condizioni, dentro della realtà, dentro della cultura di tuo fare, dentro di quel che lui ha imparato, perché cada pupà è un pupà. Mi ho detto prima, annota lì, il pupà non ha mai torto, il pupà ha solo una idea differente, capito? O papai, ele não está enganado. Ele só tem uma ideia diferente. E às vezes é complicado. Vejam bem, eu tenho 55 anos. O dia que velho. E eu tenho um filho de 3 anos. Acha que é fácil combinar isso tudo, chegar a um entendimento? É muito complicado. Por isso eu tenho que ser inteligente, entender o meu filho, porque ele só tem 3 anos. Então eu é quem tenho que me dobrar. Ma vamos là, né Marinho? Ecco, allora mio papà è morto poveretto senza saper scrivere, a disegnare il suo nome. Mandei a tutti gli anni a praia, ecco, né? No. Se dimanda che si ha conosciuto il mare, se ha imparato a dirigere. No. Ma il gas leva una famiglia, Marinho. Una famiglia, sì. Che sempre te hassi un buon legado, ecco. di esempio, di amore, di passione, di slevare i fioi, di darghe da mangiare i fioi, di pensarti i fioi. E lui è morto, Marostica, senza saper parlare in brasiliano. Mania via tutte le parole. Com'è che sei la storia là, che a volte quei da RGE che lui ha portato Milio là? Sì. Com'è che na verdade, era lui. La verità era lui e mio papà. Lui e mio zio Severino. Severino è andato con le panocce e mio papà è andato a fare il cerimoniale. E lei arriva che ha detto a qui da RCE che gli ha detto di installare la luce. Ma non pensa a felicità, l'allegria, viene la luce, la energia elettrica, la forza elettrica. Lei arriva che ha detto, você já examinei os postes.
Tá. Perché piantei i posti era qui della comunità. Dopo Sì. venia qui da Regei, puxei i figli. Tirei i figli. Allora mio papà e la comunità là che piantare i posti, allora lui è andato a dimandare che si aveva che esaminare i posti, ma Sì. lui sapeva mia parlare Parla. bene in brasiliano. Sì. Você já esaminei os posti. E mio zio Severino allora mi ha con le panocce. Per dargli de mangiare, l'allegrezza di De cuidare dargli qualcosa, allora. Aí Gadita, este milho é sorguetão. Ele tem a panote a longa assim. Capio? Sì. Sapeva di che ele é sorguetão, milho sorguetão. L'era miglio? Lei è un miglio pianta fisso. Fisso, In sì. cui pianta tutti i sorghetão. Sì. Una volta non ce lo impiantei distante 1,10 m di palina e 1,10 m di fila. Capito Sì. il discorso? Ghetto, bevesse acqua. Sì. Maestro Ferro, dagli un bicchiere di acqua qua a Marinho, che Marinho vuol fare un omenaio, vero? Ele vuol fare una mensagem de un pupà e de un fiol. Minha vera, Marinho? Sì, Allora proprio. bisogna che te bevi acqua, bisogna che te capricci, vai che si casa. Grazie, ma tanto grazie. Noi che faremo un programma fantastico, bellissimo. Non ti perdere. Chamei le persone. Chamem os amigos, chamem as pessoas, compartilhem, scompartissi. Fa le persone ascoltare il nostro programma speciale del giorno del pupà. Beveste acqua? Sì, come vesta. Allora vai. Vedete. La fa in brasiliano perché la capisce anche qui che Vai ser em português. Ecco, sì. Vai, Marinho. um homem lamentava o nascimento da primeira filha. Ele sonhava com o filho homem. Em poucos meses, ele se deixou cativar pelo sorriso da menina e pela infinita inocência de seu olhar. Foi então que começou a amá-la e fazer planos para o futuro da menina. Anos depois, em uma tarde de sol, onde a família estava reunida, a menina perguntou ao pai: Pai, quando eu completar 15 anos, qual será o meu presente? Ele respondeu: Meu anjo, você tem apenas 7 anos. Não lhe parece que falta muito tempo para essa data? A menina então disse: Bem, pai, tu sempre dizes que o tempo passa voando. O tempo passou e a menina já tinha 14 anos e ocupava especialmente o coração de seu pai. Um domingo, quando a família estava na igreja, a menina tropeçou, caindo e lentamente perdendo a consciência. O pai a levou imediatamente para o hospital, onde lá permaneceu por 10 dias. E foi então que a família veio a saber que a menina padecia de uma grave enfermidade que afetava seriamente o seu coração. Naquela situação, o pai precisou renunciar ao seu trabalho para dedicar-se aos cuidados da filha, já que a mãe não podia vê-la naquela situação. Em uma manhã, a filha perguntou para o pai: Papai, os médicos disseram que eu vou morrer? Ele respondeu: Não, meu amor. Deus é tão grande que não permitiria que eu perca o que mais amo nessa vida. A filha novamente perguntou: Quando a gente morre, vai para algum lugar? E pode ver lá de cima a família? O pai retrucou: Na verdade, ninguém regressou de lá para contar. Porém, quando eu morrer, não te deixarei só. Onde eu estiver, buscarei uma maneira de me comunicar contigo. E, em última instância, utilizarei o vento para te ver. Emocionado, ele continuou: Não tenho a menor ideia, filha, de como farei isso. Mas, se algum dia eu morrer, sentirás que eu estou contigo. Quando um suave vento roçar teu rosto e uma brisa fresca beijar tua face. Nesse mesmo dia, os médicos informaram à família que a filha necessitava de um transplante de coração.
Caso contrário, ela teria somente mais 20 dias de vida. Naquele mês, ela completaria seus 15 anos. A operação foi um sucesso e ela permaneceu 15 dias no hospital. E nenhuma vez o pai foi visitá-la. Todavia, os médicos lhe deram alta e ela foi para casa. Ao voltar para casa com muita ansiedade, a filha foi chamando pelo pai, pois agora estaria tudo bem, como antes. Sua mãe, saindo do quarto, com os olhos cheios de lágrimas, lhe disse: filha, aqui está uma carta que teu pai deixou para ti. Filhinha do meu coração, quando ler esta carta, já deverás ter 15 anos e um coração forte batendo no teu peito. Essa foi a promessa que me fizeram os médicos que te operaram. Não podes imaginar quanto lamento não estar ao teu lado. Quando eu soube que morrerias, decidi dar-te a resposta da pergunta que fizestes quando tinha 7 aninhos. Decidi dar-te o presente mais bonito que ninguém jamais faria por minha filha. Te dou de presente minha vida, para que faças com ela o que queiras. Viva, filha! Te amo com todo o meu coração. Quando... Bellissimo, vero? Bella. É spettacolo, né? Marinho, você gamia finito, sì? No, saria un Certo. tocchetto. Ma dà una respirata, tira il fiato. Ecco. Sì. Vai, adesso vai? Sì. Vamos lá. Foi quando a menina chorou por todo o dia e por toda a noite. No dia seguinte, foi ao cemitério e sentou-se sobre o túmulo de seu pai. Chorou tanto como ninguém poderia chorar. E sussurrou: Pai, agora posso compreender quanto me amavas. Eu também te amava, e ainda que nunca tinha te dito. Agora compreendo a importância de dizer te amo. E te pediria perdão por haver guardado silêncio tantas vezes. Nesse instante, as copas das árvores balançaram suavemente. Caíram algumas folhas e flores em uma suave brisa. Roçou sua face, que a fez olhar para o céu, tentando enxugar as lágrimas do seu rosto. Jamais deixe de dizer te amo. Jamais saberás se esta não será a última vez. Bravo Marinho! Fantastico! Scusami Marostica che mi ho commosso, ma... ma fa parte. Nanta curiosità che mi vuoi dirti, mica mai c'è un vaso di mio papà. Ma neanche per quella lui non mi voleva bene. Ecco. Era il sistema della volta. Era così. E papà non baseia i fioi, non baseia i fioi. Né? E mi incui, mi strucco. Bom, si testemunho, Marostica. Dito fioi. Ma mi strucco, ma mi rosego, ma mi magno, tanto che vuoi bene. Marinho, si via ora di una fottola. Ecco! È il cardappio, è il cardappio. È il cardappio, signor Magnemo, che stasera. Mi te dico. Vengono di che paese il Lo cardappio? ho scritto perché... Per non perdersi. Per l'amor di Dio. È un piatto che viene, ascolta bene Marostica. Vediamo. Dell'archipelago spagnolo da costa oeste de Marrocos. Maria Santissima. Sì. Assim é? Sì. Vediamo. Certo dentro che la viene das Ilhas Canárias. Ilhas Canárias. È il nostro cardappio di incoi. Ma che tipo di mangiare elo? E tu Allora. decidi di farlo? Sì. Fatti che si casa, c'è canetta, la penna, papel per mettere il nome del mangiare. La ricetta, la ricetta. Vai Marinho. Fortaia con salame. Che? Ah, é? Sì. Fortaia con salame. Formaggio rostio.
formaggio rostio, radici coti, codeghin, qua Marino, codeghin, polenta, polenta, e di sobremesa, e de roba dolce, perolas ao vinho, perolas, che? perolas ao vinho, Pérolas ao vinho, e o que pérolas ao vinho? sangu. E poi vai lá perché dopo se sai minha bom vai dire Bom, che la me. Escute bem. As lojas Paludo, hoje à noite, vamos trazer para nós ao vivo um desfile de modas com manequins experientes, renomados de diversos países, ok? De diversos países. Nós teremos aqui um desfile de modas ao vivo com manequins. Atenção, mulherada, se preparem, porque vai ser extraordinário. Gabriel Pio, uns truconaço. Marinho, é a frotola. Opa, la conti Toti. Se te torna in drio. Dai, conta allora. Ascolta Sì, bene. sì. Ascolta bene. È pupà, no? Sì. Pupà. Allora che n'era tre tusi che sciacolavano tra di loro, no? Ah, allora sì. un gadito così, e il me pupà l'è sguelto. Ah, sì. Perché i pupà una volta... Ma sguelto de lavoro. Ah, bom, perché che ne sguelto di imbrogliare sua gente. Sì, no, sguelto de lavoro, destresa, tipo Sì. Sabino così da tre. Un salto per canton là, Stefano là. Sì, Un sì, salto sì. per canton, curi qua, curi là, su baranchi, taglia via. Sguetti, perché i ga preparo fisico, no? Ma guarda, ti Allora sempre lui, Lorenzo in tre, Pagno, loro una bestia. no, vadri perdere, no, allora i gas come siamo, allora disi, perché che tu pare le pisguetto, perché che tu, allora salta fuori il primo. Guarda. E il ha detto, mandemo, mi pare, le sguelto, ma tanto sguelto che sti di qua, anche se era una vacca Sì, manda, sì, che una manda. una noviglia, no? Che salta via cerca. Ah, sì. Ma la era per venire col vedel. Ah, E che c'è poi il sasso così, che ha detto, fino vacca! in piomba. E che in piomba, la nonna ta finestra la causa, si tomato, Il sasso. la manda, la vien col vedel, bisogna che te fai presto, non occuparla. E lui, Passa via il sasso. Passa via il sasso, c'è il sasso avanti e rivarta a vedere. Ma guarda, Che altri stai Neanche più un pisguelto perso. di quell'uomo. Salta fuori il secondo che ha detto, ma andiamo, mi pare le pisguelto ancora. Ma come? No, Che ha detto, duvido. guarda qua. Duvido. Sti di qua è andato al mulino e gli aveva un cavallo mezzo sucro. E quando le è arrivato, c'è un punto di arrivare a casa, il cavallo aveva sen, Sì. il cavallo disparà. Lugar a baltà col sacco insieme alle veste, patatim, banda a casa e che non era il portello sarà e che ha pensato, se il cavallo arriva al portello, che le sarà e che dà una de sceglio de piombo così del portello, spacca fuori tutto. Strassina a farina. Leva su e che ha fatto il giro, arriva avanti, che ha aperto il portello, il cavallo le passa. E il portello ancora con la catena irrolata un 3-4 volte attorno al Che ha palazzo, fatto il guarda, giro, il ciao, cavallo è ciao, passato. ciao, Cioè, ma allora, pensa pupà, salta Guarda fuori là. il terzo, che ha detto, No, che ne è un pisguelto di così. pisgualto, Valtri perdè. Perché perdiamo? Perché mio papà lavora a prefettura. Ah, sì. Ma ha detto, ma prefettura? come vuol dire che? Gli ha detto? No, gli ha detto è che e lavora fine 5 meda. Eh. Con le 3 meda le becche ta bodega. Scusami funzionari della prefettura, è mia vera che lavoro lì. No? No, è mia vera. Adesso mi vuoi smissiare a polenta, Vai, che sennò a setacca. Ecco. No, stasera sì e viene fuori. Stasera passiamo dei 10 tutti, Maria Santissima Zenove Becche. Gavemo Marco Marsaro e suo papà, che se mi credo che un dico dito Marco ti vieni giuttare. No, non ho detto go combinare come papà e quando mio papà mi domanda per fare qualcosa, mi non posso dire che no a mio papà. Olha só che esempio, ho detto così, io combinei con mio pai, marchetta marcato. Che bello esempio, nunca mai voglio scherzi Marcos, un grande abbraccio per te che deve essere il papà di Tony, vero, di Piccenin, e un saluto a Achille, che sei da famiglia Marsaro, i gapparecciana sono addetto per altri qua. Vai!
vez em outro estado me pediu uma informação, porque aqui no Rio Grande tudo gaúcho é gritão. Bem ali na pé da letra já lhe dei a explicação. São tradições do estado pra quem foi acostumado a gritar com a criação. Assim mesmo não são todos a falar agritalhado. O gaúcho da cidade tem um falar moderado. Na campanha há razão de falar mais alterado. Isso são coisas da vida pra que se criam na lida, sempre gritando com gado. Se criou na campanha saltando de madrugada, obedecendo o patrão por a tropa na estrada. Quem quiser ver coisa feia, ver umas tropas estouradas, é ali que eu acredito. Se a gente não dando os gritos, cê perde toda a boiada. Tá lá, giorno dei pupà, quello è un speciale per giorno dei pupà. Non possiamo dimenticarsi che il giorno 28 di giugno sta il giorno dell'agricoltore e che andiamo qua di Caxias do Sul. Gilson, un grande amico nostro, vero Stuani, e ha mandato un video per noi delle tose, le ragazze, le soberane, invitando per la festa del 2021, che sarà una festa grande del giorno dell'agricoltore, e fanno un omenaggio il giorno 28 a tutti gli agricoltori. Devo vedere queste tose belle, cosa che le ha da dire. Vai! Hoje é o Dia do Agricultor e nós, soberanas da 11ª Festa do Agricultor de Fazenda Souza, preparamos uma singela homenagem a vocês. Agricultor é aquele que faz da terra a sua vida, que nos fornece o alimento de cada dia e que colhe com orgulho cada semente que plantou. Agricultor é aquele que cultiva com amor, que é parceiro do céu e da terra, da chuva e do sol, que trabalha sem horário, sem dia de semana ou feriado. Agricultor é aquele que trabalha muito além da safra, que se dedica o ano inteiro para ter uma boa colheita. Agricultor é aquele que preserva a natureza, que usa as tecnologias ao seu favor e atualmente investe em sustentabilidade. Agricultor é aquele que é humilde, desbravador e incansável. É aquele que em tempos de guerra ou de paz precisa nos alimentar. Agricultor não tem idade, seja jovem ou velho, homem ou mulher. Todos trabalham com um único objetivo, que é garantir o alimento da população. E se hoje nós jovens trabalhamos na agricultura, é porque gostamos disso. Agricultor é aquele que nos inspira, aquele que nos ensina
semeia um novo amanhã. Agricultor é aquele que cultiva a esperança, faz brotar sonhos e realizações e colhe a felicidade. Agricultor é aquele que se dedica, que é persistente, que é cheio de força e coragem, que tem fé e que acredita no amor. Agricultor é aquele que carrega o desenvolvimento do Brasil. A agricultura não é apenas um trabalho, a agricultura está no sangue. Feliz Dia do Agricultor! Alimentar o mundo é a nossa missão. Feliz todos os dias do ano. Grazie. E il nostro rispetto, la nostra carezza a tutti gli agricoltori. Ecco, volevo menzionare qua che faremo un desfile di moda stasera qua dentro e anche a dire che se regali per il pupà che ha dei piani e anche il pupà che ha dei fioi. Se io devo aspettare che scrive è il nonno, chi è ancora vivi, beh, a fatica, vero? Ecco, è il nonno che è ancora vivo, che ha 90 anni, che ha 96 anni. Cosa che è lo, Roger? E se quel pivecchio è quel che ha i fioi? E se quel pivecchio è quel che ha i fioi? E lo che? E lo chi? Non vuol dire? E guadagni 2. Ah sì, guadagni 2 regali. Guadagni 2 regali. Se il pivecchio è quel che ha i fioi, guadagni 2 regali. Ecco, no, solo per sapere se succede. Vai che dà, proprio così. Ecco, ciao. Brai cosita. Del libro Mi son tagliando di Wilson Cansi. Grazie pupà. Grazie per tutto quel che ha vidonà. Grazie pupà per la vita tutta della nostra umanità. Grazie pupà del cielo per tutto quello che vi parecchia. Sì, grazie per la natura e anche per la condotta del mio pupà. Grazie anche per le stropade che tante volte le gocciapade, anche quelle che me ga giutà. Sì, per una bugia, ma non genera malattia che lo fece spaurare. Grazie a ti, pupà del cielo, e anche a quel che me ga slevà. Son venuto grande intanto che andea lavorando senza saper cosa andea a diventare. E il tempo se passa via e mamma mia, adesso so cosa se tribular. Son pupanca mi e signor, non passa un dì senza di ti me ricordare. Auguri e anche tanta salute a tutti che se pupà e che Dio vi aiuti fin la ora dell'ultimo viaggio far. La musica che devo fare adesso è Mañana de Oro, una delle Mercedes canzoni che sente Spotify. Torniamo ora qua, che abbiamo parecchiata sonadetta a casè de Juvenal dal Castel, che per via da pandemia ha fatto le gravazioni, ecco, non le mie qua al vivo, ecco. E anche a me suonare che martedì che viene avremo 8 sonate delle canzoni italiane del Festival de Sarandì, Maria Santissima. E gli 8 guadagnatori, secondo e primo posto, delle 4 categorie, martedì che viene qua. Avevo capito? E lì al punto là la sonadetta. Allora vai. La musica che devo fare adesso è Mañana de Oro, una delle Mercedes canzoni che sente Spotify, Apple Music, Amazon Music, chi vuole ascoltarle, le sente le piattaforme digitali, che giorni in cui non si fa mia pista. E allora la prima volta che la canto in maniera acustica. Dimmi di dove viene questo mangiare così buono, così buono. Dimmi perché laga questo color de oro, viene del lavoro di noi italiani, dell'arte e l'amore, delle nostre mani.
Penso dei monti e dei via dei piani, gialli dei fiori, verdi dei rami, pintai dei colori ben brasiliani. Al fuoco di legna la sera, la boia in carriera, cia cia pum. Sotto al tagliere informato del sol, la fa fum, la fa fum, la fa fum. Siapa mattina va ben brustolata, e avanti se prega, ringrazio il Signore. Un'altra mañana con forma e equina, con forza de stella, riun la famiglia, la mamma e il papà, intola coi fiori. Andemmo in colonia, buon'ora sul ciaro del sol, ciaro del sol, al fresco se lavora disposti e con meno sudore, con foto de fette intorno a toaia e un piede fortaia intorno a se stella, giardina che bella ma che gusto buon. All'ombra della pianta, sentati so in terra, contenti se mangia la colazione. Vien del lavoro davanti italiani, del latte e l'amore, delle nostre mani, pienso dei monti e dei via dei piani, marelli dei fiori, verdi dei rami, pintai dei colori ben brasiliani. Ah, che bello, eh? Juvenal dal Castel. Juvenal dal Castel. Che bravo. Bravissimo. Allora qua, Ah. devo ascoltarmi, devo assistermi. Passo fundo, Xaxim, Montauri, Salto Veloso, Marau, Coqueiro Baixo, Estrela, Marmeleiro, Encantado, Paraído, Torricardo, Curitiba, Roca Sales, Eldorado, Cordilheira Alta, Nova Roma do Sul, Toledo, IP, Guarapuava, Chapecó, Caibi, Aratiba, Patrocínio, Nova Alvorada, Xanxerê, Sananduva, Cascavel, Sarandi, Ijuí, Concórdia, Guaporé, Canarana, Ipumirim, Erechim, São Paulo, Pedrinhas Paulista, Primavera do Leste, Porto Alegre, Medianeira, Dois Lajados, Veranópolis, Porto Mauá, Nova Bassano, Pato Branco, Pinto Bandeira, Carlos Barbosa, Santa Maria e Atibaia. Maria Santissima! Avete visto quanta 1000 gente? persone ancora anche stavolta! 1000 famiglie, fioi! 1000 Che famiglie di bene bellezza! menuati! Se potessimo struccarli tutti, Abbiamo un strucconasso così, Vai. te va. Oppala! Tutti struccai, allora. Ecco. Va bene. Mi va fuori, facciamo la dirlo. Ciao, maestro Ferro, vieni tu qua che con una barzetta a contarti. Buonasera, maestro! Buonasera a tutti quanti, buonasera Marostica. Sei sempre elegante, eh? Mica metto su le robe de festa per venire qua a live. Ah sì, una Per volta che andare a n'era messa. due tipi di roba. Sì. A roba de feste e a roba della colonia. A roba del dì della oro e di sera. Sì, della e a oro. roba de festa, de andare a messa. Sì. Ascolta bene. Cosa che tu Una volta il pupà, quando chi copè il porco, il pupà era sempre lui che menea tutto, no? Ecco, che ora chi le via su, è il porco che andiamo a copare, e il giorno era tutto lui che fa, mi è vero? Sì. Ecco. E allora? Che nome? Che tu pare? Me lo smetti? Americo. Sì. Americo. Era sempre lui, vero? Tutti tocca a fare cose che il pai diceva. Ma che se era un pupà che aveva i tosi grandi, e lui era ormai il vecchio, e lui che piaceva? De beve. Sì. Allora io ascolti questa. E gli ha detto così, guarda qua. È il dì tal copriamo il porco. Metti vede il giorno 30 di agosto copriamo il porco. Ecco. Il giorno 30 il sabato copriamo il porco. E così te l'era fatto. Ecco. Allora il sapeva che lui le aveva sua mattina il sabato e c'è per il cavallo della bodega. E il veniva a casa il domes di sempre onto. Sempre onto.
E allora c'è un dì la casa e sente che loro parla sabo, copiamo il porco vanti, che il pupà è un sabo vanti. Lui va a bodega, non ti copiamo il porco. E lui ha mezzo sentito così, ha detto, ma sì, oddio, pensare qualcosa a copare il porco senza me. E loro, no. E beh, e detto, ste mia copare il porco senza me, perché altri save mia cosa che mi son buon da fare. Andi conoscere il vostro pare. Proprio cattivo allora. Ma pensa, è cattivo che ha fatto la sentenza, cioè. 8 di avanti, lui leva sua mattina, sei pronto al cavallino, va a bodega e lori, fa copa il porco, e fa tutto. Quando lui arriva a casa, ti senti a spusa di quel che copa il porco chilometri avanti. Sì o no? Sì. Là che ne spusa di cendre, di fuoco, di porco copà, che il mia vera che si così, proprio cioè, così. E lui, arrivando a casa, snasea. E mi ha agafata, e mi ha agapetata, E arriva a casa e molla il cavallo è andato a mangiare, là e lui, mezzo ciucchetto che ha detto, Valtteri Gavico fa il porco per caso? No, e il verde a porta da cantina, fumana, una picca di salami, fila di salami, una riga, un 70-80 salami storti, lunghi, dritti, fumo sotto, tutto fatto, tutto ben impostato. E è dato fuori e ha detto, adesso vado di sapere chi le vostro pare. Valtteri mi conosce mia. Va via in cantina che scioppa, no? E allora? Ecco, viene fuori qua scioppa, cartucciera impacciata così, adesso mi ciappo e me copo. È colpa vostra. San Piero. Maria Santissima, c'ho la vecchia ridea che si copia su di sopra, varattin, no? Ecco, e allora lui cioppa in pianetto, scioppo schiena e avanti, e su. E che era una riva da sud, del monte no. E che detto, va su del perao, me copo e me sfenisso, avevo godito che era per me copare il porco. E ciò è via. Con la scioppa in mano. Sì, con la scioppa in mano. Ecco, il segato smentecato che lui è dato perché non deve avanti, che l'era ciucco, no? Ma una scianta, una mezza ora dopo si sente Maria Santa, la vecchia la causa tusi, e il pupà si è occupato, allora i tusi mola tutto quel che era su correndo, cioè. Quando vai là da rente lui senta insieme al sasso a causa, siamo contenti adesso che mi occupa. Adesso no, maestro, che abbiamo la partecipazione del prete Ezequiel Dal Pozo, che deve farmi un omenaggio al giorno del pupà. È un piacere, è una allegrezza, è una gioia da sapere che lui fa parte della nostra live. Vai. Buonanotte Marostica, io sono il prete Ezequiel Dal Pozo e sono stato tanto gran contento di ricevere questo convite per parlare con Valtteri della live del Marostica. Adesso non so se sai tutte le parole italiane giuste, perché quando era piccolo parlava tanto italiano. E dopo la vita, infine, mi piace molto ascoltarvi anche quando sono a casa con mio papà, la mia mamma, la domenica, ascoltare il vostro programma, e sono stato contento, Marostica, di ricevere questo invito di parlare un poco della tua live a tutti i tuoi spettatori, che c'è molta gente che accompagna, e io anche sono contento di questo fatto di Valtteri, essere propagatori dei valori, della cultura e della lingua italiana. Allora vuol dire che adesso, sto fin di settimana, noi commemoreremo la data dei nostri pupà, del nostro pupà. Guarda che il significato della paternità dei nostri pupà
è tanto grande, la vita della famiglia, la vita dei bambini che si cria e impara con il suo papà e la sua mamma, impara le cose per camminare di questa vita. Questo è gran importante. Allora tutti quelli che nos assiste e può pensare cosa mi trasmetto, cosa ho trasmesso ai miei figli, às crianças, cosa sondrio dir e cosa trasmetto con la mia vita, perché non è solo con parole, è con la vita. As crianças, os jovens, acolhem aquilo que nós falamos, mas também aquilo que nós vivemos. Per quella vi dico a tutti, cerchiamo di fare il meglio che possiamo, tutti i giorni, con le preghiere, con la fede, con il lavoro, con i valori, con quel che fa con che la società resti firme in fondamenti buoni di vita, di salute della mente e del corpo, di salute dei relazionamenti anche, perché noi necessitiamo avere relazionamenti buoni, amici, famiglia, gente che a gente lavora insieme, perché questo si costruisce sempre una società meglio. Per isso, per quella, ai papà, alle mamma, alle mamme, a tutti, ma specialmente ai papà, a voi altri che si in casa devono assistere e i figli. Parabéns para il vostro dia e che Dio vi benedica tanto. Un grande abbraccio, la bênção del Padre, del prete Ezequiel. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Obrigado, Marostica. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela live e andiamo avanti sempre. Buonanotte a tutti. Grazie caro mio, grazie, che Dio ti aiuti, che ti accompagni sempre, guarda di tenderti, guarda di continuare a essere la persona buona che ti sei, di portare parole di conforto, parole belle, di incurtare distanze entre persone e Dio, che mi occorre tanto di questi momenti qua. Ezechiel dal Pozo, un grande struconasso, va bene? Ma noi altri abbiamo Vincenzo che ha fatto un scherzo, mia vera? Vincenzo mi ha fatto un scherzetto del giorno di papà, vai. Papà, ti che te sei dell'internazionale, ti piace rosso? Sì, mi piace, sei un bel colore, ma perché te mi domandi? Ti sento che rosso è il colore dell'amore. Che meraviglia! E allora? E allora, nel bolletin, ti amo! Tutto rosso è note. Tutto rosso. Grande Vincenzo, Proprio vero. Ascolta, parlando in Tosatei, che cosa? Abbiamo il risultato un coi dei Tosatei italiani. Chi che ha vinto? Chi che ha vinto? Chi che ha vinto sarà? Chi ha vinto? Guarda qua. Un paro di stivai Baspan. Ciapa qua. Qua, oh. Stivaletti. È mia rossima. Stivaletti Baspan. Sì. Una Duschfest senza spirito. Pas crianza, poi Tosatei. Una baruccia? Guarda che bella. Una baruccia. Ecco, che da paludo. Un libro. Quell'idea. Un libro. Vero. Sì, l'ho usato. Sabores da Italia, guarda, autografato per Marostica. Ecco. E quaderni, guarda quanti. Sì, da Panamericana, guarda qua. Panamericana caderni. Proprio Visto vero. quanti regali? Madonna benedetta, adesso vi domando.
Chielo. Chi che ha guadagnato? Che ne sta quanti? Ah, che ne sta tanti. Che ne sta tanti. Vero. Ecco. Allora, possiamo dire il risultato? Cian 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 cian. Mio Dio, i due parliamo. Sì, ti te parli, vediamo. È il guadagnatore del concorso del mese di giugno. Tosatei Italian è stato... Iago Covati Ferro, de 9 anni, là da Matera Natal, Montauri. Vardè. Vai! Buonasera Marostica, buonasera a tutti quanti. Il mio nome è Iago Covati Ferro, sono qua da Montauri, mi sono qua del nonno con la mia bisa Selinda e mi sono la musica e il Andiamo stasera a far filò. Iago, Che bellezza! Gaetero è l'orgoglio del nonno, Ma maratisse, no? Sì, sì, sì. Nel circo ora quale l'ha conosciuto sicuramente. E tutta la famiglia la reunista, là, che Dio assista. Un strucconasso, allora, là. Ascolta, no altri mi dispiace che solo un guadagna. Ma se cosita. Cada mese che sei un guadagnatore. E poi concorrere di nuovo? Sì, sì, ma guarda se no. Ma se allora? te che hai fatto un video, te che manda qua il video, sempre ricordando, quelli che fa il video, bisogna fare che il telefonino buttà, cosita, no cosita, capito? Cosita buttà. Buttà, E allora te fai il video, manda qua. Se te che bel che partecipa del filò e te vuol partecipare ancora. E che te che mia guadagna. Manda ancora. Avanti. Non il mesmo video, fa un altro con altre robe, capito? E l'intuito, la voglia, le deve vedere altri parlando in italiano e insegnando i vostri tosatei. Mia cosita. Ecco, è proprio, se vedi i tosatei cantare qua, mi dà un orgoglio, una allegrezza tanto grande. Ma vero? non solo cantare. Sì, Parlare, contare una storietta, una preghiera. Un versetto. Anche un versetto. Bon, ringraziamo a quelli che hanno partecipato, che hanno guadagnato, Sì. che abbiamo da ringraziarli. Sì, che ha partecipato questo Chi mese. Edoardo Bettoni, del dottor Riccardo. Grazie mille, capito? Gabriel Emanuela Cansi de Medeiros. Porto Alegre. Anche, grazie. Gabriel Filippi Boniati, del Rolante. Lais Marsango, Tomasi, dottor Riccardo. Ecco, grazie Lais. Martin e Mattia Spertile de Coqueiro Baixo. Gemelletti. Visto? Cosa più bella del mondo, sì. No, ma vai. Sì, e a Thais Corneli del dottor Riccardo. Ecco. Ora, grazie che avete fatto il video e che avete mandato a Parnantri. Se sta un piacere nostro. Sì. De vedere e guardare, vedere che c'è gente che insegna i tosatei.
Volevo anche dare i complimenti ai pivecci, al papà e a mamma, al nonno e a nonna, chi gli insegna. Mi è vera che è così. Vera. No, anche che avevamo Vincenzo che ha 8 anni, ma tocca starghe dosso. Ma pur, è importante. Parolette, insegna una parola, i numeri, i colori, Sì. robe così, una musichetta. L'ora che neo, come fa li stitosatei? E non dove là? Lavara. La. Participe dottosatei in italiano, che numero è no? 9909 5476. Manda il video col telefono buttà dei 40 secondi, 50, fino a un minuto e poco. No de più perché sennò resta massa lungo. Capio? Mande e partecipe. Sì. Vero. Juvenal dal Castel. E il ha fatto un funky per tosatei. in italiano. In No. italiano. E allora il faria caro che qualche tosatei cantesse, non lui cantare. Lui Sì. ha detto mi fa un pochettino per tosatei sente se qualche d'un vuole la lettera e anche la melodia. Vero? Sì. Mi la mando. Allora la intenzione di Juvenal, anche a ella, anche a lui, per via della assodita, se far con chi tosatei impare. A nostro, non se, perché non si dà obbligazione non altri fare questo quadro. Se un onore, un'allegrezza, Sì. vero? Un piacere. Perde spazio per Ecco. i piccinini cantare qua con noi. Andiamo a vedere il funky di Juvenal. Funky in italiano. Vai. Chapum chapum cha chapum cha cha chapum chapum cha chapum pum pum magna magna tosatella che te in su grande e bella cha chapum magna broccoli e capuzzi magna ovi a gallina chapum pum e anche polente e latte pro la miel con la puina chapum pum fanno sgionfa de patate dopo te vem brasdianona la te faga te gat. Pum, cia cia. Buona Juvenal, eh? Ascolta bene, martedì che viene, la nostra prossima live, il nostro filo italiano virtuale, ascolti bene, abbiamo fatto una parceria con quei de Sarandì, Festival della Canzone Italiana de Sarandì, con il nostro amico Giuliano Oli. E allora ascolta, abbiamo idea di mettere che 4 categorie, allora primo e secondo posto, allora vieni qua a cantare con noi altri, martedì che viene, le 4 categorie. Categoria municipale bambini, Luisa Schaeffer Jaskov, de Sarandì, Michaeli Borges Ecker, de Sarandì. Categoria municipale adulto, Isadora Allievi da Silva de Sarandì e Renan Hansen de Sarandì. E categoria estaduale bambini, Felipe Araújo Lopes e Eduarda Donida. E anche avremo categoria estaduale adulto, Douglas Ernesto Carraro, che l'è visto qua alla nostra live, Douglas de Marau, e Leo e Giulia de Tapera. Allora, sarà qua con noi altri, martedì che viene, ok? E adesso andiamo a ascoltare Giuliano Oliveira che va a fare un convite. Vai, un invito. Ciao amici, tutto bene? Eu me chamo Juliano Oli, sou aqui da região de Sarandi, no norte do estado, e estou passando aqui para convidar a todos vocês para que na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, aqui mesmo na live Edgar Marostica, Filó Italiano Virtual, que acontece toda terça-feira, para que vocês acompanhem a apresentação dos vencedores do primeiro Festival della Canzone Italiana de Sarandi, que ocorreu no último dia 1º de agosto. Então vocês vão poder acompanhar lindas apresentações dos primeiros e segundo lugares de cada categoria. Categoria Municipal Bambini, Estadual Bambini, Municipal Adulto e Estadual Adulto. Um grande espetáculo de vozes cantando as mais belas canções italianas. E você não pode perder. Então, temos um encontro marcado aqui no dia 11 de agosto, na próxima terça-feira. Aproveito também para deixar um abraço muito apertado a todos os pais por esse dia tão especial. A todos vocês, o meu carinho e o meu respeito. Parabéns a todos. E nos encontramos aqui então na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, para celebrar a bela canção italiana. Ciao! Grande Giuliano, nostri complimenti per la idea e il coraggio
di farti chi tempi qua questo bellissimo festival. Ecco, diamo ai nostri patrocinatori, vai! Voglio sapere di più sulla doppia cittadinanza, Oficio Fornari. Diritti per discendencia, passaporto libero, andare d'estate, lavorare, studiare, lavoro militare, salute, previdenza. Brasiliano per naturalità, italiano per diritto, via la doppia cittadinanza. Informazione 54 9 9996 5178. Fornari Cittadinança de Sarandi, Rio Grande do Sul. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. E na passarela, Modelito Colono, terra sotto e onde a 50 passani, pancetta de rospo, direttamente da Brasília, naseto de fumar sotto a piova, doparando na camisa pit, moda e estilo paludo, Edgar Locatelli Marostica. E adesso, modelito stangon, gambette de saracura, capel mafioso, importado de Montauri, mantiene de cali de tanto pescar, do para Stivai Baspan número 54, camisa slim, pit, paludo,
Roger Trevisan. E adesso con tanta elegancia, ben vestito, capelletto de uomo de tre donne, della provincia de San Piero, linea 17 Montuari. Andato in Drio è andato a fermarsi a sede dopo promovesto a vigario de scuola, camisa xadrezada azzurro celeste, somigliando proprio un palanco ben vestito, maestro alla dire Antonio Ferro. Maraviglia! E l'ultimo, il modello king size, sgionfetto, mezzo sottin, ma non è per far carrera, l'è sempre pronto, disposto per giocare football di un ex grande giocatore, conoscesto anche per poeta, porte atletico. La camisa paludo di questo manequin sconde la panza con medo garrafon de vin. Coco del filò, peso pesato, Marigno Stefano. I giurati qua. Scusi, dammi il premio a me che vedo un rapè. Un rapè. Snasa qua, Marocco. Buonasera Marigno. Buonasera. Come va? Vai bene, ti? Ben pulito. Sì, ciao, bello. Che spettacolo. Che bel cosetto, avanti tutti. No, sì. Sarà che se chi guadagnatore? Mi ora per offrire ai giurati per vedere se sono buoni a conquistarli. A ti te vuol dare il rapè. Rapè, che lo ristranuda, chissà chi me vote, capito? Ora me maleta qua. Sì. Le piena dei soldi. Ai, È una nota nuova qua, guarda. Di 200. Ora qua, 200 fiorini. Ora guarda qua. Niente. Ora qua ti. Guarda bene la foto. Se fuori al merapè. Guarda bene. Così metti la foto dei 200 reali là. E lo quell'alta del mestiere là che va sai da a banda sangue. E lo che è mico Leon Dorado, com'è che lei? Ricordo. Ora se fuori al lobo. Se fuori al merapè allora, bigo che perso Metti perché via. metto via il rapè. Beh, va bene. Scusami scherzo, volevo fare un ringraziamento speciale ancora a tutta la rete dell'Oggi Paludo, a Camilo, un struconasso a te, tutta quanta la tua equipe. Adesso, del mese dei pupà, che c'è 50% di desconto in diversi prodotti, capito il discorso? Proprio così. E se ti vuol dare un regalo a tuo pupà e non ti sai cosa dare, ti può darti a loja che ti fa un cheque del valore del credito. Capito? Mi vuoi dare 200 reali e lui va là e compra per 500 paga differenza, se no il guasta i 200 reali se compra quel che vuole. Va bene? Cosita? Ma rosa che mi io c'hai di imbassarsi qua, non so quello far che devo fumassiare tutto. Te che qua. vedi poco. Poi cavalli dopo stare a volontà, mica varia caso che altri stessi qua. Sì. Ecco. E vuoi ringraziare qua Giuteme, la Baspan. Sì. Vero, dei stivai che siete a basso pancotte, un ringraziamento tutto quanto speciale. La Dilnet, provvedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica. Roselio, caro mio, un grande struconasso a te, parcerasso, qua di Serafina, che siete alla rete di Postos Buffon, Valtri Savi. La differenza da abastecere qua in anno non conta tanto, importante essere ben attendesti, vero? Pensavi dei 90 del posto Buffon. Allora, la vodka Raiska, ecco, e del Gin Rocks, che si deve fare un successo grandissimo, ecco, e de più di 150 prodotti. La Pian Alimentos, la famiglia Pian, che si rason per can e gatti e anche de pesci. La Bravecto, che tratta, previne e controlla carapati e anche i puldi per i can fino a 90 giorni anche de P. La Modelo Penei de Bento Gonçalves e Fornari Cidadania. Dupla cidadania,
con Fornari, escritorio in Sarandì. Va bene? Bom, noi altri adesso volemo ringraziare Roger Trevisan, Marinho, la Gisa, Elias, Josiel e a tutta la nostra produzione e a tutti quelli che mi aiutano e che mi aiutano sempre, che sei con noi altri, Vincenzo e Francesco anche, che mi aiutano anche a fare questa live, questo filo italiano, che è un successo, che siamo tanto contenti che Valtteri sia sempre con noi altri tutti i martedì. Ghetto parla del maestro. Maestro Ferro anche, Sì, mi ha parlato. no, Maestro no, Ferro ti sempre avevi qua con parlato. noi altri, grazie maestro. Sì. Ecco, a te, che ti sei sempre disposto, quando chiamo ti sei sempre pronto. Ecco, allora anche a te, a Roger, a te Marinho. Volemo ringraziare a Marinho che adesso sta fuori. E sta fuori 90 giorni, è candidato a vereador, l'ora che tocca ritirarsi per le leggi, vero Marinho? Mi dispiace gran tanto, ma sì, se te mi ricevi de volta qua 3 mesi starò qua. Mi tocca fare una riunione con tutta l'equipe, vero maestro Di Stocchetti che si vecchio? Pensiamo solo all'assunto, vediamo sì. come che va le cose dopo. Se no si potrebbe fare anche vedere con quei i nostri telespettatori. Spettatori, Sarebbe quelli della live, potrebbe dire, guarda, volemo Marinho de volta, non lo volemo più. Ecco, sì. Meglio che così. Ecco, facciamo una inchiesta. Democrazia. Democrazia. Sì. Ma Sì. Marinho, noi altri che avevamo pensato per tutto quel che ti fa per noi altri, per l'amicizia che noi altri avevamo, per i momenti che passiamo insieme, che quando stiamo due dito a chiamarsi. Sì. Tocca chiamarsi, sito dove, come che femo, come che non femo. Stato bene, stato. È sempre buono stare insieme con te, vuoi dirti, gatto, capito? Che bellezza, grazie, vi ringrazio. Tu vi ringrazio. pensa stesso, ecco, allora noi avevamo pensato di farti un omenaio, ma allora come dei non altri farti un omenaio? Allora abbiamo pensato, chi che potrebbe fargli un omenaio a Marinho? Buonasera a tutti, anche io sono qua perché domenica è il giorno dei pupà e mi parlo del mio, ma parlo in portoghese perché sono mia tanto buona in italiano. Fala do Marinho, o meu pai, não é difícil, uma pessoa simples, de coração grande e que está sempre alegre. Para nós aqui em casa, difícil é ter algum dia com ele que ele não esteja feliz. Quanto à simplicidade, simples, porque ele nunca tentou e nem nunca quis mudar tudo aquilo que ele aprendeu com o nono e a nona na colônia. Ali nasceu, cresceu e hoje ele diz para nós que se ele pudesse, ele retornaria e viveria tudo isso de novo. E por isso, nós temos muito orgulho da pessoa que ele é. E nós siamo qua per ringraziarti per tutto che ti fai per noi, tutti i momenti che ti hai passato con noi, tutti i tironi di orecchia, tutti i ridesti e tutto il supporto che ti hai dato in nostre scuole. La parola che noi abbiamo per dirti papà, le grazie. Grazie per tutte le rideste, tutte le parole, anche i consigli. Grazie per tutto che ti hai insegnato altri. Non ho miei aggettivi per ti descrivere. Per fin un vaso e un strucconasso! Strucconasso! Oi pai. Oi pai. Oi pai. Oi pai. No, não fala. Pai, queremos te agradecer por tantas lembranças. Por exemplo, ir jogar bola contigo era uma coisa que a gente sempre fazia. E dirigir, acho que todo mundo aqui já sentou no colo do pai e foi dirigir em algum lugar clandestinamente, né? E comer X e pizza. Pai, agradecemos também pelos nossos irmãos. Acho que das coisas boas de se falar em família, né? Esse amor só transborda. Nós amamos muito você. Feliz Dia dos Pais. Pai, nós temos orgulho do teu trabalho. Admiramos muito a maneira como tu movimenta a cultura italiana e dissemina. Ai! E auguri a ti e a tutti i papà di questo mondo. Papà. E poi. Eu não sei falar. Eu falei
Basta, poi voglio, iniziamo. Una buonasera a tutti quanti, ma in special una buonasera a mio papà, maestro Fero, che lì coi drio far la live, né? E dirgli che volemo ringraziarlo per tutto quel che ha fatto per noi, né? E per me sorelle. Dirgli grazie, né, per tutti gli sforzi che lui il game Dio sforzi per darmi tutto quel che in cui avevamo, né, e dirgli anche che lui è l'uomo della nostra vita, che lui è la meglio persona per noi. Allora di un gran struccone a me pare, ma anche per tutti i papà, né, che se Drio guardar la live, un gran struccone e un felice dia dei pupà. Un felice dia di pupà a tutti i pupà che Drio assistere a live, in speciale al nostro padre, maestro Ferro, che è un esempio di pupà. Un struccone forte, pai. Ciò che mi manca. Che spettacolo. Bom, Marinho, che resti chiaro qua, mica aveva pensato. Già era un paro di occiai. Mica ho pensato di farti questa sorpresa a te. E loro mi ha capitato a me e anche a Maestro Ferro. Allora, a produzione, quando che mi ho visto l'omenaggio a me, mi ha visto un freddo, ho detto, perché chi mi fa un omenaggio a me e Marinho e che altri due senza? Allora, Valti si stai brai. Grazie, auguri. Mi cavo il mio cappello per Valti e produzione. A tutti. Brai. E che bel che le sinter. Bravi. La rostega, che bel che le sinter. La parola pai. Sì. Pai, Sì, allora mite questo momento qua, vuoi ringraziare ai pupà della Dilnet, i pupà de Abbasso Pancote, i pupà della rete de Postos Buffon, pupà della rete dell'Oge Paludo e i pupà de Flores da Cunha, della famiglia de avó di Carrasca, vero? E de Pian Alimentos, a tutti i pupà, ecco, de Afante, de Renato Sandi, ai pupà della impresa da Modello Penei e ai pupà della Fornari Cidadania, che sono i nostri veri pupà. Va bene? Sì. Ma avanti di finire, mica varia caro che Valti mi assessi adesso? Sì. Adesso devo mangiare. Ecco. E Maestro Ferro va a parlare un pochettino sopra un pupà. E mi va a provare a attaccare qua super bondi io c'hai. Sì. Mario, dopo te torni per dire ciao qua, sì, vero? Sì. Maestro Ferro, qua. Avevamo una sonata per finire e un minutino solo, ecco, e avevamo il risultato. Dargli auguri a Iago, a famiglia Ferro, che è tuo parente, vero? Tuo neodo. Mio sobrino netto. Sì, ecco. E anche ai nonni che si casa, che in cui avevamo regali di dargli, al nonno che cade piani, al pupà che cade piani, e il pupà che cade più fioi anche. Allora, il tempo di 2 ore, il sola, non dà neanche, mi pare che avevamo appena scomissiato. Maestro, cosa dire di un pupà che sei stato anche mamma? Mi dico questo perché a Giulia, che è quella che ha partecipato qua, che è dottora, e che le due piccee, che sono gemelle, che domani dopo è dottore, quando che ti sei resta vedovo, viuvo, quanti anni le tottose le gavea? Allora a Giulia aveva 5 anni appena fatti e gemelle che aveva 3 anni. E se un bel tocco, che adesso sto mese qua di agosto va a fare 25 anni. 25 anni? Sì. E ho slevate con l'aiuto di tanta gente, sì, ma senza come i italiani accompagnarmi ancora. Le ho slevate mi sol
E così è stato, che è il risultato, come si dice. Maestro, ti come pare e mare? Sito ancora drio aiutarle? Sì. Fioi è per sempre. Per sempre, vero? Sì, non ha mia data di vencimento. No. E allora quando chi che sia grandi, sia cei, è sempre fioi. E da mia per molarghe le mani, come si dice, giusto che bisogna che servire se fai fioi per il mondo, mi se dipendeva da me, sarebbe neanche mai andati fuori da casa, mica fatti per me, no per il mondo. Ma tocca a sarli chi va perché le costita a vita la funziona di questa maniera. E mi voleva dire una cosa così, il dì in cui trucca, se parlea prima dei pupà, dei nostri pupà, se ha tanta nostalgia, sì, perché i nostri anche si becche morti, ma i pupà di una volta era differente del giorno in cui, come ti che dito, come c'è un vaso di me pare, era a figura più ruspiga della famiglia perché toccava verso dizione di qualche d'unisera del pupà. E il giorno in cui le cose le ga truccano, non si più come una volta, se ga più se ciapa in braccio, mi ciapa in braccio ancora mie fiole che è grande becche, perché le cosita che le bisogna essere star da rente e parlare insieme che l'ora te geppi successo di quel che te vuol farmi avere. Risultato. Per risultato. Bisogna sì che i fioi vengono su sapendo cosa che vuol dire sì e anche cosa che vuol dire no. Perché mi che lavoro con i piccoli che stai a scuola, si vede cosita, ma non solo per quella, per tutto il mondo le cosita al dire in cui. Questo a te, che noi sappiamo cosa che vuol dire a parola no, noi sappiamo dare valore al sì, perché se è sempre sì, allora bisogna avere un equilibrio tanto grande per insegnare e slevare sui fioi pulito il giorno in cui. Mi non so se sono stato esempio, modello, ma vuol dire così, abbiamo provato a essere il meglio possibile, fare il meglio che ho potuto e anche a dire così a tutte le persone che le devo ascoltare, che i tosatei occorre parlare, bisogna mostrare con la parola sì, ma bisogna essere un buon esempio, perché l'esempio insegna tanto di più che una muccia di parole. Allora mi vuoi dire così, cattare l'equilibrio di come essere un buon pare, una buona mare. Le mie facili i giorni in cui che bisogna lavorare, bisogna guadagnare i soldi per mantenere la famiglia, ma vuoi dire che se te dedichi, tutto quel che ti dedichi te fai con amore, da giusto del fin delle cose, mia vera? E allora, così, per me, talvez se tornessi in Dio faria qualche cosa, una scianta differente, ma faria tutto ancora. Di aiutare, di essere il pare, di essere amare, di volerghe bene, di insegnarghe, di dare esempio, ecco. De faça o che io dico, non faça o che io faccio, anche se è importante, non adianta, bisogna che dire, qua a casa mia, i tosatei miei, noi beve refrigerante, ma neanche noi altri non bevemo. Ecco. Capio? Sì. È così che funziona. Se ti vuoi farli che fai qualcosa di buono, fai ti un fiol per non essere ladro. Non corre mia dire che non vai a rubare. Basta che ti non te robi e che non te disi casa che te che roba. Un fiol non corre che te disi che non conti bugie. Basta che non te conti bugie e che tu non te ridi di qualche dunque conti bugie. Proprio vera. E il fiol è come un frutto, non casca distante del butto o della pianta. Questo è un ditato importante. Il but il vadrio a socca. È un ditato degli italiani. Il frutto non casca distante dalla pianta, sempre da rente a socca quando è casa impiantata la pianta. Giusto che col mondo che viviamo qualche rampeghina la viene su in mezzo al formento. Sì. Ma se te gesse mena via formento, te catti su formento, sempre. Bea fatica. Te poi cattar su qualche rampeghina, ma qualche d'una lenca più facile cavarla su e buttarla via.
E allora con questo vuol dire così, se te sei un buon esempio, se te dedichi e te dai valore a famiglia, te hai il risultato, te crei sui fioi puliti. Dopo, quando che sei grandi, cada uno fa come che se vuole. Sì. Ma se sei stati ben insegnati, non puoi dar sbagliare. Non puoi, proprio vero. E così Gabio un buon esempio è sempre, grazie a Dio, ho una professione che vuoi tanto bene a quel che fa, che posso non essere papà, ma posso essere sempre di insegnare qualche cosa, di mostrare qualche cosa da fare pulito anche ai nostri alunni, quei piccoli che abbiamo sempre da rente, e anche lavorare questo valore, vuol dire così, dalle famiglie, sì. E a scuola poter dare una sequenza di questo. Non sti in dar drio tanto le reti sociali, cosa chi parla, le televisioni. Degli il valore alla vostra famiglia, sti darente di vostri fioi, insegneghe, sti attenti. Ecco, bisogna sapere chi è. Che se tanti pari che noi dorme finché i fioi noi torna a casa. Mi è vera che è così? Ecco, allora osservare quel che è certo, quel che è sbagliato. Stare attenti è tanto importante. Vara un'altra cosa, maestro. I preti, non tutti perché sono esseri umani, persone umane, che sei il prete, che sei i preti, ma grande maggioranza. Vara le belle parole del prete Ezechiel. Il giorno dei preti in cui, maestro? In cui è il giorno dei preti. In cui è il giorno dei preti. La importanza che i preti gabbio per la nostra immigrazione. I primi anni che si veniste insieme, quando che veniste via da là d'Italia, che ha sale cese, che dispiaceva venire qua mica tarcese. Ma la devozione, la fede e il costume da pregare. E lo va a portare insieme. La sudizione e il rispetto per i preti, che è sempre bio. E noi altri che abbiamo ereditato dei nostri impari, dei nostri nonni, di voler che bene i preti, di ascoltarli, mia vera? Proprio vera. Anche che c'è tanti ditati italiani che ti spiega che cose qua. Voler che bene i preti, rispettarli. Rispettare il prete, a polizia, non aver mai affari con lei. Diceva mia cosita qui di una volta. Sì, non aver affari con lei, con la giustizia, perché se te vai su per la giustizia ti c'è qualche increnca. Sì. Allora rispettarla. Rispettarli. E rispettare anche i dottori. Mal non far, paura non ver. Mal non far, paura non ver. Con la legge. Mal non far, paura non ver. Con i dottori te gari di udire. Anche rispettare i dottori perché non te sai quando che te verde bisogno. Verde bisogno. Bisogna rispettarli. Infatti, volersi bene con tutti. A tutti quanti i pupà che sei stati con noi, a tutti i pupà che Dio li benedisa, che stai attenti, che fai pulito, che dai buoni esempi, che cria bene i fioi. E i fioi che guarda di rispettare il pupà. Mi è vera, maestro? È vero. Con quel menestro che se menestra, se resta menestrai. Come? Con quel menestro che se menestra, se resta menestrai. Venimo. Qua, e tusi, qua. Allora, grazie ai nostri patrocinatori, a tutti quanti che mi hanno aiutato, vero? Cosetta. Mandate un saluto a Gigio Stefenon. A Gigio e a Tina, a Eleandro che ha aiutato al Magnar, Moreschi, vero? Anche a lui, a tutti quei che sempre mi aiutano. Ma Rostega, mi vuoi dirti un mestiere? Mi vorrei chiamare qua 2 persone, potrei chiamare 4. Sì. Il maestro Ferro, le vedovo, e Rosi che mi ha menato a Verona. Ma se sarebbe pupà senza le nostre donne? No. Allora qua Bascigna e la Cisa, vieni qua che vogliamo dare un struccone, mia vera, che non si sarebbe pupà senza le donne. Mi guidate no? Allora, magari che siete anni moderni che non si sa più cosa dire qua. No, ma noi siamo della moda antica ancora, noi siamo da epoca ora che vieni qua per non ti dare un strucconasso e finire il programma qua allora. Vieni qua Bascigna. Giacomo, vieni a te, Giacomo. Stasera te guadagni. Giacomo, questo qua è il mio fiol più vecchio, quel che mi ha in piedi va vende anche che carrega. Gente, a tutti quanti. Ah sì, pianla. Il pupappi vecchio. Le da mettere o no? Silvio Lodi. Sì. 102 anni. Mio conosco bene, il e lo vera? L'Ale San Vettore. Silvio
È il giorno 10 adesso? Silvio Lodi. È il giorno di Pupà, giorno 10 o no? No, giorno 9 del lunedì. Tocca andare a fargli una visita, Sì, portargli un regalo, non altri là a lui. Ecco. 102 anni. Silvio, non che se parole da dire, vero? Ma ti desideremo salute e grazie per partecipare e ascoltarmi. E il pare che ha più fioi. 15 fioi. Lei è un polacco. Karlinski. Vai, bicho, meio che cazzo, 15 fiori. Felix Karlinski. Ma che bicho, meio, Che toro, Allora, bisogna che entri in contatto con altri del 9909 che se li va. E 5476 che noi vediamo dei bei regali e se andiamo a farvi una visita sarebbe un onore andare a casa vostra, va bene? Ma Rostega, mi vuoi allora dirvi ciao? Per 3 mesi. Per 3 mesi. Ma quando 3 mesi Te ritornerò. torno. Sì. Te Se me vuole, se me vuole. Desideremo successo che ti vai pure de bene. Sì, grazie. E se grazie ti aiutiamo, proprio. dica sì. Vox Populi Gascoiesto è il modelito Marigno. A tutti quanti un Struconaso! Ciao Juvenal dal Castello, un grande pare, salute, stammi bene, ciao! Buonasera italiani del Brasile, del Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ascoltatori della live di Marostica. La musica che fa adesso loro è sul fogone, tutti guidi che quasi la conosce, è proprio chiusa per cantarla dell'inverno qua giù il fogone, con la sialera vicino, qui è Simadon, con la famiglia insieme. La polenta e scaldarsi sulle mani. Cara vindarente a me, qua dentro del fogone, sentite su in carica, con te nessun qualche storia che mi piace cioccolare. Porta con vincete vini, sogni siate piccini, tiren fuori i mandolini, partite vecchie passai. Venimo su dei patate che fornette si cosina. Assaiato dormirento che stasera viene la brina. Dese un fuoco, una legna, della casa viene tagliata, per costullare la polenta e scaldarsi sulle mani. Saremo sulle finestre che non venga vento freddo, a me sanno un'altra sciantina che vuol forza per dressare questi gnocchi di farina. Su una legna di eucalipto che scalda la casa intera e compare Saravera che proprio scampare via. Se ci apparagamo subito tocca tornare indietro. Allora una compagna questa puoi cercare che cata mia. Che se un fuoco una legna della casa che tagliare per costullare la polenta e scaldarsi sulle mani. Diamo intorno ai tosatei, Dio che fa il tema di casa, prima che brucia il suaio, quando casca giù la bronza, canto su come un strassomoio. Attenti con la siarera che se acqua di boio, non so se fa una fortaia o se ne rosti sto muovo. Queste notti così fredde, niente è meglio che un bel fuoco, perché al giorno fuori al vento si scalda il monte il lavoro. Che se un fuoco una legna
la casa di un italiano per costurar la polenta e scaldarsi sulle mani. Che se un fuoco maleante la casa di un italiano per costurar la polenta e scaldarsi sulle mani. Grazie.